Ciao a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti ad una puntata straordinaria di Cuore Cinico. Con noi Eva Tana! Vieni Eva! Ciao a tutti carissimi dati dell'Impus sputanati! No, ma perché dobbiamo cominciare così, Eva? Oggi io essere veramente felice, devo darvi un annuncio importante! Oh, attenzione, annuncio importante di Eva Tana! Io essermi finalmente innamorata! Lo vedi che la quarantena porta anche cose belle, Eva? Avere trovato il mio animo gemello! No, c'è anima gemella! No! A me piacere maschi, quindi animo gemello! Che c'entra? Anima gemella in generale! Vabbè, lasciamo perdere. Dici chi è il tuo animo gemello? Il mio animo gemello è un uomo che mi fa battere il cuore! Oh. E se lui mi fa battere il cuore, Sì. lui deve battere me! No, tu la devi ma eri così romantica, ma che c'entra? Vabbè, senti, dici chi è? Dici chi è il tuo animo gemello? Mio animo gemello è essere Giuseppe Conte! Ma che c'entra Giuseppe Conte, il nostro premier? Giuseppe, se ti fidanzi con me te lo do, è un premier! Che premier gli dai? Ti regalo la mia prima ministra! Conte, decretami tutta! Allora Eva, cambiamo discorso e dici come stai trascorrendo il tuo tempo a casa, cosa fai? Per ora a casa io sto su internet, faccio ricerche. Ah, ma dai, che ricerche fai? Giuseppe Conte nudo, No. Giuseppe Conte vasello, Giuseppe Conte indirizzo di casa, Giuseppe Conte doveva fare la spesa. Hai trovato qualcosa di interessante? Sì, ho trovato il mio nuovo sfondo di telefono. No, io vi prego, non ce la posso fare, non ce la faccio, ma... Conte, voglio isolarmi con te! Allora Eva, invece approfittiamone per leggere il messaggio di una tua fan che vuole un tuo consiglio e ti scrive: carissima Tana, da quando siamo in quarantena non sopporto più il mio fidanzato, cosa posso fare? Carissima pizza fatta in casa. Ma- Se tu non sopporti più tuo fidanzato, Sì. devi usare una mascherina speciale. Attenzione, c'è una mascherina che addirittura potrebbe risolvere i problemi di coppia in quarantena. Esatto, devi usare questa mascherina. No, Tu ma- gliela metti così e lui non fa risolto te. Volevo concludere con una citazione. Carissime amiche, quando finirà tutto questo, non solo ce la faremo, ma ce lo faremo! Ma chi? Giuseppe Conte! Giuseppe, infiammami tutto questo focolaio che c'è dentro! Basta. Giuseppe, spegni questo focolaio che c'ho dentro!